perché è un luogo di sede che non avevo ancora abbiamo scelto normalmente Simone è un poliedrico e raffinato musicista che in realtà aveva già collaborato anche con Nico Manecci, che aveva iniziato negli anni precedenti un percorso di laboratorio musicale qui a Siena. Questa riprende un po' quel filone. Non di quanto perché poi sul laboratorio dirà due cose Simone prima di iniziare. Vi ringrazio naturalmente facciamo separata sede. Dico solo che cosa avviene dopo, stasera. Dopo alle 21, 21:30, ci sarà la proiezione dell'ultima eresia della felicità. È il film che racconta l'avventura che l'anno scorso alcuni ragazzi partecipanti al laboratorio cerebrale della scuola qui di Siena, insieme ad altri 200 ragazzi provenienti da tutto il mondo, l'avventura che hanno avuto a Milano partecipando a questo grande progetto che già avevamo realizzato nel 2010 a Sant'Arcangelo, nel Festival del Teatro, e che per 10 giorni ha visto i protagonisti nei fossati del Castello Sforzesco di Milano a recitare un coro all'aria aperta sotto la guida del regista e drammaturgo del Capo delle Armi Marco Martinelli, di tutte le altre guide della scuola, i versi del giovane Vladimir Mayakovsky. Il film racconta tutto quello che è successo in quelle 10 formidabili e caldissime giornate di Milano, quindi così anche chi non è venuto, i parenti, gli amici dei ragazzi che invece l'hanno vissuto in prima persona, possono rendersi conto in parte di quello che è stato, di quella magica avventura che è stata. Quindi alle 9 qui la proiezione in piazza dei Bagni. Dopo la proiezione si scende, è presente tra l'altro il regista Alessandro Petta, che è venuto da Milano. Dopo la proiezione si scende invece giù in piazza di Santa Maria perché c'è un connubio incredibile quest'anno tra San Raimondo e il Capodanno di Sospoetas, quindi assisteremo alla gara poetica di San Repentina. Ringrazio il comitato di San Raimondo, non so se c'è qualcuno qui ma credo che siano tutti impegnati da di sotto, e a seguire dopo la gara poetica di San Repentina Limba Sarda ci sarà invece un bluesman sardo molto famoso in Sardegna e non solo, che è Francesco Pippo, accompagnato da un musicista batterista. E poi tutta la notte in San Raimondo che conoscete. Lascio la parola a Simone Marzotti. Buonasera a tutti e benvenuti. Benvenuti anche ai Gennari, nel laboratorio di musica, che dopo la pausa dell'arrivo e il Capodanno ha di nuovo il laboratorio musicale. Beh, innanzitutto ringraziamenti a Roberto per queste due cose. In realtà è un Roberto Magnani che per me non è centrale, questa cosa è un tema molto importante. E altra cosa, io spero che i partecipanti di Giuseppina non siano venuti tutti insieme, perché sennò succede il casotto, perché li chiamate tutti qui alle 8 del laboratorio di musica, ma fuori ci sono fatti suoi. Allora, il laboratorio ha un nome che si chiama Orecchie Dritte. Orecchie Dritte perché è una risposta tipo questa alla chiamata che ha fatto Roberto a voce alta. Io ho percepito questa frase come una chiamata. E allora io ho risposto ed ho risposto con l'orecchio dritte. Sono un musicista e per me la cosa più importante è la capacità di sapere ascoltare. E quindi il laboratorio si è basato principalmente su questa cosa
questa e sullo sviluppo della scuola. Ma poi c'è anche una parola chiave importantissima che è voce. E allora abbiamo ragionato sulla voce umana, sulla voce degli strumenti musicali, anzi le voci degli strumenti musicali che possono avere altre di voci, sulla voce se esiste del silenzio e una cosa che è diventata materia portante, sulla voce di sensi. Io ho chiesto ragazzi, secondo voi qual è la voce del vostro paese? E le risposte sono state molteplici. Questa sera presentiamo un esito che durerà circa mezz'ora, qualche minuto di più. Ed è una serie di avvenimenti sonori, perché quando abbiamo le ripetute, qualsiasi cosa può diventare musica, anche quello che è considerato rumore. E appunto non ci sarà soluzione di continuità, ma vi accorgerete, sentirete, forse spero che riconoscerete anche le voci del vostro paese, che personalmente mi accoglie a braccia aperte per il secondo anno. Un'altra cosa importante, in questo esito laboratoriale non c'è un centro, ovvero non c'è un punto di vista o un punto d'ascolto migliore di un altro. Tutto lo spazio che abbiamo qui nello scenario di filosofia, noi, perché io sarò con voi ad ascoltare, lo possiamo occupare come vogliamo. Quindi, se volete sedere, se volete guardare, se volete venire qui, in qualsiasi punto, è studiato apposta in questa maniera qui. Ripeto la cosa che per noi e per i ragazzi è fondamentale di spegnere i telefoni cellulari. E una piccola parentesi, i ragazzi sono 16, sono stati secondo me molto bravi, sono molto contento. 13 di questi hanno fatto anche il laboratorio di teatro. Quindi provate a immaginare l'impegno, la dedizione e lo sforzo di questi ragazzi che, finito quello che avete visto poco fa, di corsa sono venuti qui, cambio degli floppy disk e un altro laboratorio che richiede altrettanta concentrazione degli studi. Quindi, io lo posso tenere insieme. Capisco perché la gente si mette là. Sono le 20:24. Ripeto, sono le 20:24. Voi potete accomodarvi come preferite. Ok, volete rimanere così, e buon ascolto ad orecchie dritte.
tutti